Oggi qui alla Stoa di Agrigento viene presentato da voi un bando, viene più che altro spiegato un bando importante che da poco è stato postulato dal Ministero, che in cosa consiste essenzialmente verso chi è diretto. Considerata l'importanza sempre crescente che per le imprese anche di piccole dimensioni riveste la proprietà intellettuale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto e indetto un bando chiamato Pacchetto Innovazione, che ha la finalità di offrire delle agevolazioni economiche abbastanza elevate alle imprese che rientrano nei requisiti previsti dal bando e che comunque sono essenzialmente le micro, piccole e medie imprese iscritte presso il registro delle imprese, che hanno la possibilità appunto a fronte di un deposito di un marchio a livello comunitario e internazionale diciamo, ricevere queste agevolazioni economiche da parte del Ministero. Quindi è un bando che è volto a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, rafforzarne la competitività. È un bando che è volto a dare la possibilità a queste imprese di accedere ai mercati esteri e comunitari che ormai sono la frontiera che tutte le aziende cercano di percorrere appunto. La Camera di Commercio di Agrigento ha accolto a braccia aperte questo convegno significativo dal titolo Proprietà intellettuale e sviluppo di nuovi mercati. Vogliamo rappresentare l'importanza di puntare su un brand, su un'immagine, sul marketing sia del prodotto come i marchi o anche l'utilizzo delle invenzioni industriali. La proprietà intellettuale è una difesa dell'imprenditore onesto e in questo senso oggi esce l'Union Camere Nazionale con un comunicato stampa che dice che il costo dell'illegalità in Italia è pari al 5% del PIL. Ecco, difendere le imprese oneste, tutelarle nella produzione, nei prodotti, difenderli nei mercati dalla concorrenza sleale costituisce una condizione sine qua non per l'affermazione nei mercati di un libero mercato e di un'impresa legale appunto.